È venerdì 19 settembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Allora, come sempre cominciamo con la cronaca e assieme a Luca Ciliberti, come sempre, andremo a vedere come i giornali approfondiscono alcuni chiaramente dei temi che trattiamo con i nostri servizi. Intanto cominciamo con la siccità che torna di grande attualità, siamo a Ribera che è in ginocchio per la siccità, senza acqua gli agrumeti rischiano addirittura il collasso e il sindaco proprio del cittadino in provincia di Ragusa e chiedo scusa di Agrigento a lanciare questo allarme. Il servizio di Davide Sarto. Non piove da aprile e gli agrumeti della valle del Verdura rischiano di morire. Le 2 irrigazioni di soccorso garantite in estate hanno solo permesso alle coltivazioni di sopravvivere. Adesso però la cabina di regia ha detto no a nuovi volumi dalla diga Castello, priorità agli usi civici. Una decisione che mette in ginocchio l'economia agricola di Ribera. La richiesta forte che è venuta dai 12 sindaci del comprensorio, da tutto il mondo agricolo, dai sindacati che lo rappresentano è quella di ottenere con qualsiasi sforzo una terza irrigazione di soccorso anche parziale, con volumi parziali, e questo è quello che abbiamo chiesto nell'ultima cabina di regia e quello che si chiede alla prossima cabina di regia che si riunirà lunedì alle 16. Il sindaco chiede almeno 200 metri cubi per ettaro, la metà delle precedenti forniture. I primi cittadini del comprensorio indicano gli invasi Fanaco e Leone come alternative. Intanto si alza anche la voce politica. Italia Viva denuncia che il 50% delle arance andrà perduto quest'anno. Nei campi senza acqua i frutti sono piccoli e deformi, chiaro segno della crisi che devasta l'agricoltura siciliana. Torna di attualità il tema della crisi idrica, soprattutto in questo mese di settembre. Luca. Sì, legata in qualche modo al problema dell'acqua c'è la questione dei dissalatori, sempre ad Agrigento, che è la zona più colpita, diciamo, da questo problema in Sicilia. Allora, qui ci sono i numeri della dissalazione, no? Eccoli qua, i numeri non combaciano, dubbi e perplessità sui litri mancanti. Questa è la prima pagina della Sicilia di Agrigento. Secondo la regione siciliana l'impianto di Porto Empedocle produrrebbe 100 litri al secondo, ma secondo l'AICA, che è l'autorità, il quantitativo convogliato effettivamente nelle reti agrigentine sarebbe minore, ed ecco che si spiegano poi le proteste dei sindaci come questa di Ribera dove manca l'acqua. Torniamo adesso invece a occuparci di cronaca, perché ieri c'è stato l'interrogatorio dell'uomo che ha ucciso il cognato a colpi di pistola a Palermo. Non ha risposto ai magistrati attraverso il legale, però la tesi difensiva si insiste sulla infermità mentale, sull'assenza di movente. Sentiamo il servizio di Maglio Viola. Ha scelto il silenzio davanti al giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cangemi, l'uomo accusato di aver assassinato il cognato Stefano Gaglio, 39 anni, ucciso a colpi di pistola lunedì scorso fra Piazza Principe di Camporeale e via Oberdan a Palermo. Un vero e proprio agguato quello teso a Gaglio che, dopo aver lasciato una delle 2 figlie a scuola, stava andando a lavorare nel magazzino della centralissima farmacia del Sacro Cuore. Cangemi, ripreso dalle telecamere di sicurezza della zona, lo avrebbe atteso e gli avrebbe sparato 4 volte alla schiena. L'uomo, reo confesso, sostiene di aver ucciso senza un motivo preciso e il suo legale Salvino Pantuso ha depositato la documentazione che comproverebbe che Cangemi è schizofrenico, patologia diagnosticatagli diversi anni fa. Secondo le testimonianze raccolte durante l'inchiesta e confluite nel fascicolo d'accusa, però, il movente ci sarebbe e andrebbe ricercato in un contenzioso immobiliare di famiglia legato alla proprietà di una villetta ed alla vendita di un altro immobile. Il GIP si è riservato di decidere sulla convalida del fermo e sulla richiesta della difesa che in caso di arresto vorrebbe l'uomo venisse ricoverato in una clinica specializzata piuttosto che inviato in carcere. È una sorta di rompicapo anche questo caso, si cerca di capire quale sia stato il movente, ma intanto ci sono immagini che incastrano proprio l'autore di questo delitto. Allora, vediamolo un po' anche dalle prime pagine dei giornali di oggi, dei giornali siciliani, di spalla Cangemi il silenzio, eccolo qua, questo è il giornale Sicilia, il legale è affetto da schizofrenia, quindi insomma già le tesi difensive, ma il GIP convalida il fermo, l'assassino di Gaglio si è al balzo della facoltà di non rispondere, e proprio per questo insomma c'è il film di questo omicidio, come lo chiama Repubblica, vediamo nelle pagine di Palermo, il film dell'omicidio, 4 spari in
15 secondi, quindi sarebbe questa poi l'immagine, vedete, abbastanza chiara, esaustiva, che incastrerebbe il killer, l'omicida. L'uomo ha ucciso il cognato, la difesa appunto anche qui è riportato, è schizofrenico, ma deve restare in cella, quindi su questo diciamo ci sono tanti approfondimenti sui giornali di oggi, insomma abbiamo molto raccontato anche attraverso il servizio quello che è successo nelle ultime ore. Restiamo a Palermo per parlare del caro casa, che è una questione che non riguarda soltanto il capoluogo di regione, ma in tutta l'isola c'è questo tema. Ieri però in un quartiere di Palermo, lo Zen, c'è stata la visita della Commissione europea. Allora vediamo il servizio di Marco Gullà. In Sicilia è sempre più difficile comprare o affittare casa, con prezzi o canoni degli immobili che crescono rapidamente e redditi che si riducono. E inoltre in aumento il disagio abitativo che coinvolge fasce sempre più ampie della popolazione con reddito anche medio e soprattutto le giovani coppie. Proprio su questo tema oggi a Palermo e precisamente allo Zen la visita della Commissione europea che arriva dopo che il Parlamento ha detto sì all'uso delle risorse comunitarie proprio per housing sociale. L'accessibilità della casa è sempre più grave come tema, sia per le fasce che da sempre, come questa zona dimostra, da sempre hanno problemi di accesso all'abitare, ma sempre più anche per altre fasce di popolazione che lentamente, a causa del potere d'acquisto sempre più basso e dei costi della casa sempre più alti, pian piano rischiano di scivolare nella povertà. Allo Zen disagio abitativo e sociale, ecco perché fa tappa qui la visita della Commissione europea. Lo Zen è l'icona dell'emergenza abitativa perché si trascina questo problema da 40 anni e quindi viene da chiedersi se è mancata la volontà politica di risolverlo o se, come credo io, c'è stata la precisa volontà politica di mantenerlo. Le priorità dello Zen, che abbiamo già verificato e sono state adeguatamente attenzionate anche dal governo Schifani e in precedenza dal governo Musumeci, rappresentano un esempio simbolo per l'intera Sicilia e l'Italia. È quella della riqualificazione abitativa, ma è quella anche di una rigenerazione urbana che faccia sentire questi cittadini non di serie B ma di serie A. E allora vediamo qual è la situazione descritta dai quotidiani su questa visita. Ovviamente questa notizia è riportata su tutti i giornali, se non altro per lo spessore della visita diciamo, della delegazione. Prendiamo un articolo diciamo, da uno dei quotidiani siciliani, La Repubblica, il diritto alla casa tra i padiglioni a pezzi, appunto missione dell'Unione Europea allo Zen. La visita del quartiere della Commissione Ovus, il presidente della Commissione Irene Tinagli dice metteremo risorse in campo, il confronto poi con i volontari. Vedremo cosa succederà, però insomma la fotografia scattata appunto da questi parlamentari certamente non è edificante, perché appunto gli europarlamentari camminano per le strade tra rifiuti, resti di Eternit, quindi insomma è anche edilizia fatiscente. L'appello di una di queste associazioni appunto di volontariato che ha incontrato i parlamentari dice almeno serve la manutenzione, quindi insomma questo è quello che porteranno a Bruxelles questi parlamentari, molti erano siciliani e quindi insomma vedremo cosa succederà. Faccio leggere anche un passaggio del pezzo. Lo Zen anche visto dall'altro lato grazie a un drone della polizia municipale che ha sorvolato il quartiere, quindi per tutti insomma c'è anche un problema che è quello della sicurezza, quindi sono stati ovviamente anche scortati proprio per un problema di sicurezza questi eurodeputati. Sì, ma restiamo a Palermo perché c'è stato il via libera al piano triennale delle opere pubbliche proprio del Comune. Una valanga di finanziamenti per opere che cambieranno il volto della città, dalle 5 nuove linee di tram, ma anche il recupero della costa sud. Vediamo quali sono questi progetti nel servizio di Viola. Asili nido, impianti sportivi, il piano di recupero della costa sud, le nuove 5 linee del tram della città. Una lunga serie di opere da mettere a bando di gara nei prossimi 3 anni. Dopo lunghe diatribe e un acceso dibattito, vede la luce il piano triennale delle opere pubbliche del Comune di Palermo. Il Consiglio Comunale ha detto sì alla bozza della Giunta La Galla nel primo pomeriggio di oggi. Questo piano non è un elenco di opere, ma una visione della città, una Palermo che investe nei suoi quartieri, nei giovani, nello sport, nella
nella bellezza e nella legalità, dicono il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore ai lavori pubblici Totò Orlando. Nell'elenco, grazie a una serie di emendamenti d'aula, compaiono anche il progetto di riqualificazione dei campi di calcio Malvagno e dell'intera area intorno al Parco della Favorita, la rigenerazione dell'area dello storico mercato delle Pulci, le nuove opere di restauro al Teatro Massimo di Palermo, che non vede lavori fin dalla sua riapertura quasi 30 anni fa, il 12 maggio del 1997. Opere di restauro anche all'interno dei cantieri culturali alla Zisa, il piano prevede interventi nelle palestre delle scuole della città e infine opere per l'ampliamento del cimitero dei Rotoli per far sì che l'emergenza sepolture, ormai superata da un paio d'anni, non ritorni più almeno per i prossimi 20 o 30 anni. Allora, c'è stato finalmente il via libera, speriamo adesso che queste opere si possano concretizzare. Dalle parole ai fatti, insomma, la distanza sembra siderale, però, perché il Comune dà il via libera al piano delle opere pubbliche, come titola appunto Repubblica, c'è l'intesa con le opposizioni, però vedremo, insomma, sui tempi c'è qualche dubbio. 80 interventi previsti entro l'anno, tra cui l'asilo di Brancaccio, la ristrutturazione del Massimo, appunto, e la Bandita. L'assessore e il sindaco, insomma, che hanno presentato quest'opera, dice: con l'approvazione del piano triennale Palermo compie un passo avanti verso la realizzazione di interventi strategici, parla di futuro, di coesione, di giustizia, dicono non è un elenco di opere ma una visione della città, è Palermo che investe nei suoi quartieri, nei giovani, nello sport, nella bellezza e nella legalità. Vedremo se resteranno solo parole di circostanza. E speriamo bene. Adesso però cominciamo a parlare anche un po' di calcio, perché stasera il campionato di Serie B offre un anticipo importante, quello tra il Palermo ed il Bari. Per la squadra di Inzaghi c'è un'opportunità importante, quella almeno per una notte, insomma, dopo questa partita, di restare in vetta da soli in testa alla classifica del campionato cadetto. Ovviamente servirà una vittoria. Sentiamo Marco Gullà. Penso che la cosa più bella sarà se tra qualche settimana chi entrerà in campo, se non ci fosse scritto il nome sulla maglia, non ci accorgeremmo neanche di chi gioca, perché sono tutti allo stesso livello come li vedo in allenamento. È il messaggio di Pippo Inzaghi in attesa del match di stasera al Barbera contro il Bari. Il tecnico carica squadra e ambiente. Siamo tutti allo stesso livello, siamo il Palermo. Un po' come cantano i tifosi rosanero, che oggi saranno in oltre 32.000, quasi record. Fabio Caserta per il Palermo e per Inzaghi rappresenta un tabù, ma il tecnico rosanero prova a guardare avanti. Penso che la cosa di Caserta, che abbia vinto 2 volte alla Favorita, possa caricarci ulteriormente. Penso che sia un altro tabù da sfatare. L'abbiamo già fatto domenica a Bolzano, per cui questa squadra deve abituarsi a battere i tabù, a battere i record, se vuole diventare grande. Per cui un ulteriore stimolo a far meglio. Poi Caserta è un ottimo allenatore, è vero, l'anno scorso con me ha pareggiato 2 partite, ma non è Caserta e Inzaghi, è Palermo contro il Bari. Palermo che vuole continuare a volare la probabile formazione dei rosanero. In portaio Ronen, Peda, Bani e Ceccaroni in difesa, Pierozzi, Gomez, Ranocchia e Augello a centrocampo, Palumbo e Brunori alle spalle di Poyampalo. Fischio d'inizio alle 21. E allora, speriamo bene allora per il Palermo, che stasera, insomma, spera di poter meritare, come leggo alle tue spalle, l'affetto dei tifosi. Questa è una partita tra le 2 più grandi città del sud Italia, quindi Palermo e Trapani. Inzaghi mette il Bari nel mirino, meritiamoci l'affetto dei tifosi, come abbiamo sentito in conferenza stampa. Oltre 30.000 Barbera che, diciamo, circonda d'affetto la squadra rosanero. C'è una frase che ha detto Inzaghi: giochiamo per loro e per onorare Schillaci, perché questi sono i giorni in cui ricorre l'anniversario della morte del famoso campione palermitano di Italia 90. Siccome poi le formazioni fino all'ultimo sono diciamo così, sempre in dubbio, anche con Inzaghi, rispetto alla formazione che ci ha dato Marco Gullà, la Repubblica di Palermo invece mette Gyasi sulla fascia, diciamo che è la novità diciamo, di formazione. Poi ovviamente dipende dall'informatore.
dipende dall'info, come volte, sempre poi, dalla insomma, fonte. infatti dico poi alla fine, diciamo, fino all'ultimo poi magari vera, non ci azzeccheranno né Gulলাই né l'uno né l'altro, come sempre accade, Inzaghi spariglierà le carte, però insomma partita molto importante, insomma, che il Palermo, diciamo, vuole certamente vincere per mantenere la testa della classifica. Possiamo proseguire adesso con il resto della rassegna stampa regionale. Allora, cominciamo con la Sicilia, con la prima pagina, tutti i titoli tra l'altro di taglio nazionale ed internazionale. Ci sono stati ieri dei momenti importanti sia per quanto riguarda, insomma, la questione Medio Oriente, sia per quanto riguarda le questioni parlamentari, perché ieri è arrivato il terzo sì alla riforma della giustizia, con ovviamente la bagarre, diciamo, all'atere, compresa alla Camera, dopo appunto l'approvazione di questa riforma, che dovrà passare adesso al Senato, insomma, e poi ai voti alla Camera. Fragoroso applauso della maggioranza sulla riforma della giustizia, opposizione andata addirittura allo scontro fisico. Magari questo poi, quando leggeremo i quotidiani nazionali, faccio vedere anche qualche foto che rende meglio l'idea. L'apertura è dedicata però ai morti di Gaza, inferno senza fine. Questa foto della Jeep battente bandiera israeliana, quindi ancora l'IDF blocca gli aiuti, droni e missili su Israele, c'è stato il tentativo di un contrattacco. E poi la flottiglia, della quale abbiamo parlato tanto, ancora ferma ovviamente in Sicilia, con questi stop and go, diciamo, non si sono mossi molto, sono rimasti appunto da Siracusa, sempre in provincia, fino a Portopalo. Flottiglia ferma a Portopalo. Oggi, diciamo, ci dovrebbe essere un'altra ripartenza, probabilmente potrebbe essere l'ultima, alle 10 si riparte, avarie e scali tecnici, barche ancora bloccati. E poi a Trapani gli F-35 a Birgi, Sicilia al centro delle nuove manovre dell'Europa, c'è un esperto, insomma, che approfondisce questo tema. E poi questioni di economia, Mediobanca e MPS, con la D di Mediobanca che lascia, e poi il taglio dell'IRPEF fino a 50.000 euro per ora. Andiamo a vedere un po' di prime pagine che riguardano invece la cronaca locale. Partiamo da Palermo, perché abbiamo raccontato molto di Palermo in questa prima fase della rassegna stampa. La città, intanto un'apertura, diciamo, dedicata ai disabili, la città ostacoli, dalle strade alla scuola, dal lavoro allo sport, le denunce, il riscatto, l'orgoglio delle persone con disabilità. Il piano delle opere pubbliche, con un rendering che diciamo, regala un'immagine di città moderna di Palermo. Ecco i progetti che si sbloccano. E poi l'omicidio del quale abbiamo parlato, Cangemi resta in carcere, il GIP è capace di intendere. Quindi convalidato l'arresto. Anche qui in pagina viene riportato poi la visita, la missione dei deputati dell'Unione Europea allo Zen. Ora più attenzione. E questa è la prima pagina della Sicilia di Palermo. Andiamo a vedere invece a Catania che cosa racconta il giornale. Si ritorna sull'incidente, diciamo, con il morto, l'incidente mortale alla circonvallazione, la ragazza di 29 anni, Silvia, è il giallo della dinamica. Ogni informazione è utile, quindi c'è l'appello del comandante della polizia locale che indaga che ha fatto ieri sull'incidente. mattina a Buongiorno Sicilia, fra le altre cose, nostro ospite. Quindi, insomma, il comandante Peruga, insomma, avalla, insomma, questa tesi in qualche modo, perché diciamo, si cerca di capire cosa succede. Ora invece stamattina cambio della guardia, si insedia il nuovo rettore, già votato qualche mese fa, quindi diciamo, la guida dell'Università di Catania passerà dal rettore Priola al nuovo rettore Foti, quindi tempo di bilanci e progetti. E poi un po' di cronaca: casa trasformata in centrale della droga, preso un pregiudicato. Vi faccio vedere anche, eccolo qua. Ci sono delle notizie appunto che riguardano questa questione qua. Attivate il pass al legale disabile con 9 multe. Ora il vice sindaco si scusi, questa è una questione, diciamo, che riguarda una vicenda di un pass legale poi divenuto non legale, insomma una vicenda che è finita in tribunale, perché appunto proprio su questa storia dei pass per disabili è legata la questione dei parcheggi all'interno della città, e quindi il caos è generalizzato su questo tema. Andiamo a vedere invece
vedere adesso la prima pagina del giornale Sicilia. Avevamo visto già, lo vedete sottolineato, la questione dell'omicidio, diciamo il fermato Cangemi che resta in silenzio, mentre, eccolo qua, l'apertura è dedicata al buco nero degli inutili viaggi della speranza. Qui siamo nella questione della sanità. Fuori dalla Sicilia anche per operazioni alle tonsille o semplici interventi di ortopedia, una voragine che costa alla Regione 240 milioni di euro, e quindi adesso la Regione vuole vederci chiaro, chiama a rapporto i manager, l'assessore Faraoni tranquillizza l'ambiente, però insomma questo è il costo di questi viaggi, di questa migrazione sanitaria, si chiama così in gergo tecnico. Poi andiamo a vedere invece la prima pagina della Gazzetta del Sud. Eccolo qua, l'apertura dedicata alla riforma della giustizia, terzo sì, scoppia la rissa, ma è interessante insomma sul giornale questa lettura, diciamo, di chi è dei ricchi dell'Ars, ecco, in questo senso. Fino all'ultima legislatura era Cateno De Luca, che adesso perde lo scettro, e quindi vediamo in pagina, con questa notizia curiosa, chi è insomma che ha dichiarato di più, no? Ed eccolo qua, è un deputato catanese, si chiama Salvo Tomarchi, il parlamentare che ha dichiarato oltre 400.000 euro e ha superato appunto Cateno De Luca. Il terzo è un altro catanese, D'Agostino. Quindi insomma qua c'è la classifica, se chi ha voglia di spulciarsela può comprare il giornale, si passa un po' di tempo, diciamo, a guardare questi numeri con curiosità. Restiamo sul giornale Sicilia, perché vi faccio vedere anche questo appello lanciato da Don Di Noto, insomma, che è sempre in prima linea contro la pedopornografia. Diciamo, la denuncia è questa: ragazze fotografate a scuola e spogliate con l'intelligenza artificiale. È un fenomeno, diciamo, che si sta divulgando moltissimo, e quindi è un allarme che lancia Don Di Noto. Questa nuova frontiera della pedofilia, segnalati 2 gruppi Telegram in cui circolavano 125 immagini manipolate. Insomma, questa veramente è una deriva senza limiti in qualche modo su questo tema. Andiamo a vedere, prima di chiudere questa prima parte della rassegna stampa, con la prima pagina di Palermo. La visita allo Zen dei deputati del Parlamento europeo che abbiamo visto, la commissione speciale House, e quindi qui c'è la foto e viene riportata anche in prima pagina. E poi lite sugli atti a favore di Gaza, quindi qua c'è anche l'attacco politico di Fratelli d'Italia alle università. Ieri insomma c'è stata una protesta anche contro la Bernini, poi ci sono molti scioperi anche dei professori che in qualche modo protestano contro gli attacchi a Gaza. Insomma, un movimento di opinione che si sta divulgando. Curiosa anche questa notizia riportata dal giornale, che ieri hanno riportato anche le agenzie. Falcone, papà non c'entra, chi è che parla e chi difende, insomma, chi è il figlio che difende il papà è il giovane Riina, appunto, che difende il capo dei capi. Vi leggo solo l'attacco di questo pezzo: mio padre non ha mai ordinato l'omicidio del piccolo Giuseppe Di Matteo. Quindi questo è l'esordio, insomma, di una famiglia, il figlio di una famiglia che certamente diciamo non brilla per legalità, certamente, in questo senso. Vediamo invece, prima di chiudere, una notizia che riguarda il Catania, perché visto che insomma, abbiamo parlato del Palermo. Anche qui c'è l'effetto stadio, ecco l'effetto Massimino contro il Sorrento. Sarà riscatto, occasione d'oro, domani i rossazzurri tornano in casa. A te la linea. E domani, come sempre, dalle 17 su Telecolor ci sarà diretta stadio, la possibilità di seguire i collegamenti con lo stadio Massimino per seguire l'evoluzione della partita. Ma intanto, prima di fermarci e prima di tornare alla rassegna stampa, chiedo alla regia di darci uno sguardo, aprire le finestre con le nostre telecamere, intanto su Catania. Stiamo vedendo via Vincenzo Giuffrida, il traffico in questo momento, le auto sono bloccate perché c'è un semaforo pedonale attivato e quindi non si vedono scorrere, però comunque vi assicuriamo che il traffico comunque piuttosto sostenuto sia in entrata che in uscita. Sulla circonvallazione di Catania, auto incolonnate che proseguono a rilento in direzione Mister Bianco, ma questa è una
una consuetudine, una situazione normale a quest'ora. Ci piace adesso andare a vedere l'Etna, che insomma qualche nuvoletta c'è, poco fumo sulla vetta questa mattina, però insomma la giornata sembra splendida da questo punto di vista. Un'altra cartolina ve la facciamo vedere da Taormina, siamo proprio sul golfo di Taormina e vediamo anche l'Etna vista da un'altra prospettiva, immagini davvero diciamo molto molto belle della nostra isola. Ci fermiamo adesso, ci dobbiamo fermare, fra poco c'è la rassegna stampa nazionale, restate con noi a Buongiorno Sicilia. Rieccoci insieme, Buongiorno Sicilia continua come anticipato con la rassegna stampa con i quotidiani nazionali. Luca. Andiamo subito a leggere le prime pagine, vi abbiamo fatto già vedere insomma, quelli che sono gli argomenti principali anche riportati dai quotidiani regionali, però insomma, andiamo a sfogliare i quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, l'apertura centropagina, eccola qua, la riforma della giustizia, il voto e la bagarre, la Camera approva la separazione delle carriere, il testo adesso passerà al Senato per il sì definitivo con la votazione, sfiorata la rissa in aula tra maggioranza e opposizione. Poi potenziata la scorta a Salvini e Tajani per il caso Kirk, quindi insomma il clima abbastanza teso anche diciamo, dal punto di vista diciamo, delle tensioni di politica internazionale. E poi vediamo in alto Putin, maxi armata in Ucraina, Trump deluso, sospeso il comico dello show anti-Donald, anche qui negli Stati Uniti insomma c'è un'aria e un clima molto teso, sono state sospese anche alcune trasmissioni appunto che in qualche modo andavano contro la politica di Donald Trump. Tanti commenti ovviamente in pagina, il Corriere della Sera mette anche questa notizia in primo piano, il mistero del fotografo morto con i segni al collo, lo ha trovato agonizzante il figlio, si tratta di Maurizio Rebuzzini, un fotografo molto noto a Milano. Andiamo a vedere invece la prima pagina della Repubblica, l'editto di Trump. E vedete quello di cui vi parlavo prima, il canale ABC cancella lo show di Kimmel per le critiche al presidente su Kirk, licenze TV a rischio, deluso da Putin, dice il presidente degli Stati Uniti, ma ho evitato la guerra mondiale, mentre Putin sul fronte ucraino mette 700.000 soldati, quindi numeri insomma certamente da guerra. Importante. Poi eccola qua la foto della quale abbiamo parlato durante questa rassegna stampa, la bagarre in aula per la riforma della giustizia, separazione delle carriere sì alla Camera con rissa. Vedete, questa è la notizia che diciamo in qualche modo ha quasi coperto la notizia dell'approvazione del terzo sì alla riforma. Andiamo veloci perché vi faccio vedere anche la prima pagina della Stampa. Qui parla Nordio, il ministro della giustizia, i PM non politicizzino il referendum, la sconfitta sarebbe un'umiliazione, quindi il mio appello ai giudici da parte del guardasigilli Carlo Nordio. Poi Trump, non voglio la terza guerra mondiale, questo insomma nelle intenzioni del presidente degli Stati Uniti. Putin mi ha molto deluso, si continuano però a dialogare ovviamente con il Cremlino, che nel frattempo schiera 700.000 soldati sulle linee del fronte ucraino. Questa è una notizia molto curiosa. Clonato Sinner, gli hacker cinesi hanno rubato i dati del sistema che misura l'attività cerebrale dei campioni, quindi insomma in qualche modo vogliono riprodurre in laboratorio il campione altoatesino. Vediamo se insomma è percorribile questa idea da parte degli hacker. Velocemente vi faccio vedere altri quotidiani, eccolo qua, Avvenire, umanità violate, appunto il tema della questione sociale che riguarda ovviamente anche le guerre, l'offensiva di Israele su Gaza non risparmia le zone intorno agli ospedali, poi l'UNICEF per i rifugiati, i diritti umani calpestati di continuo, stanno saltando le regole, quindi questo è insomma il focus di Avvenire di oggi. Vediamo qualche quotidiano politico prima di chiudere la rassegna stampa. Partiamo con, eccolo qua, il Fatto Quotidiano, che è sempre sulle questioni di giustizia, sempre molto attento, carriere separate
scusate, terzo sì alla Camera, Calendiani pro, Renziani astenuti, la destra mena i giudici, Azione e Italia Viva fanno il palo, in qualche modo l'accusa è appunto che facciano questi due partiti di centro-sinistra facciano le stampelle del centro, in questo caso del centro-destra. Poi eccolo qua nell'altra lettura, Libero, picchiatori rossi alla Camera, pacifisti che menano, dopo l'ok alla riforma della giustizia scatta la spedizione punitiva dei deputati d'opposizione, al grido di applaudite non pensate a Gaza, si è innalzato il livello poi di protezione dei ministri sulla questione appunto che riguarda le tensioni medio orientali e con gli Stati Uniti, scioperi e blocchi sulle strade e nei porti, da oggi i Propal provano a bloccare l'Italia, ci sarà uno sciopero nel porto di Ravenna. Questa vignetta racconta quello che sta succedendo nel centro-sinistra, falce e martello, chi sono questi due, una è riconoscibilissima, Elly Schlein, la segretaria del Partito Democratico, l'altra è il sindaco di Genova, Silvia Salis. Andiamo a vedere un altro quotidiano velocemente, Il Tempo, stanno a impazzire, sempre sulla rissa della Camera, sulla riforma della giustizia. Ancora velocemente altri quotidiani, questo è Il Manifesto che invece cambia decisamente apertura, si dedica ovviamente allo sciopero dei lavoratori, quindi dei lavoratori che bloccano i porti, in qualche modo mostrando vicinanza al popolo di Gaza. Lavoratori a Ravenna scoprono un nuovo passaggio illegale di armi per Israele, gli amministratori locali stavolta bloccano, Tajani se ne lava le mani, è solo un transito, oggi gli scioperi e le mobilitazioni contro il genocidio di Gaza, ma il governo italiano è complice, questo lo dice Il Manifesto. Non so se abbiamo il tempo di leggerne un altro, dimmi tu, facciamo un'altra prima pagina, faccio vedere la prima pagina dell'Espresso che esce oggi, che mi sembra che non abbia bisogno di molti commenti. Al Putin, e questa è la mano russa, secondo l'Espresso, abbastanza vicina ai crimini nazisti. Grazie Luca, ti ritroveremo sui giornali magari proprio sulla fine della trasmissione. Intanto però noi dobbiamo fare un'altra pausa brevissima e poi il primo degli ospiti di questa mattina sarà con noi l'assessore Viviana Lombardo, che è assessore alle pari opportunità ma anche alle politiche giovanili del comune di Catania. Parleremo di democrazia partecipata. Bentornati a Buongiorno Sicilia, ritroviamo con piacere l'assessore Viviana Lombardo, buongiorno. Buongiorno a voi. Assessore al Comune di Catania, alle pari opportunità, alle politiche giovanili, ma stamattina parliamo di democrazia partecipata. Allora, vogliamo spiegare brevemente cos'è la democrazia partecipata, perché magari poi qualcuno dice ma che cos'è, cosa si fa? Cos'è la democrazia partecipata? Semplicemente la possibilità che viene data ai cittadini di partecipare a dei processi di, come dire, in qualche modo partecipazione, quindi la possibilità di votare dei progetti che sono ritenuti interessanti e che possono poi realmente essere messi in campo dalla pubblica amministrazione. C'è una legge regionale che impone ai comuni, quindi alle pubbliche amministrazioni, di impiegare un minimo del 2% appunto delle somme messe a disposizione proprio per questi progetti. Allora, questi progetti, vediamo, perché intanto mi risultano che sono 12 progetti che sono stati ammessi, perché non è la prima volta che Catania mette su questo progetto della democrazia partecipata. C'è però un tempo, un periodo entro cui si devono votare questi progetti. Cominciamo dal periodo in cui si votano e poi andiamo nel dettaglio quali sono magari i progetti più interessanti, dei 12 chiaramente. Certo, allora sì, è vero, i progetti sono 12, in realtà erano state presentate 21 istanze, ma alcune sono state chiaramente non ammesse per mancanza dei requisiti tecnici. Questi 12 progetti sono tutti interessanti e, come diceva lei bene, è possibile votare dal 16 settembre sino al martedì 7 ottobre. Ricordiamo che per votare occorre essere muniti di SPID o di carta d'identità elettronica, oppure in alternativa ci si può recare presso l'ufficio URP del Palazzo degli Elefanti. Quindi anche fisicamente io posso andare a votare direttamente? Si può fare anche fisicamente, ma per esperienza lo scorso anno, nel 2024, solo il 2% ha votato in presenza, mentre ormai si può serenamente votare comodamente col proprio smartphone o da casa. Ma quante sono le persone che partecipano a questo voto? Sono moltissime, sono
migliaia. Allora, perché in realtà possono partecipare tutti i residenti di Catania che abbiano già compiuto 16 anni, quindi andiamo ad abbracciare anche una fascia di giovani, proprio giovani veri, anche i ragazzi delle scuole, quindi ai 16 anni in su. E inoltre possono partecipare, possono quindi votare anche le associazioni, gli istituti sia religiosi che non religiosi, che abbiano però la sede legale o territoriale nel comune di Catania. Quindi il requisito chiaramente è essere radicati nel comune di Catania. Allora, cerchiamo di andare con ordine, perché abbiamo detto che dei 21 progetti presentati, 12 sono stati considerati ammessi. C'è una commissione che chiaramente è preposta a selezionare i progetti sulla base di determinati requisiti. Ce ne sono alcuni molto interessanti e le tematiche sono davvero tante, spaziano, perché si va dall'ambiente, si va alla mobilità, si va anche ai problemi del centro storico e non solo, insomma c'è veramente di tutto in questi 12 progetti. Sì, devo dire la cosa interessante è che si è pensato sia alle periferie che al centro storico, sia ai giovani che ai meno giovani, quindi andiamo da progetti che riguardano i bambini a progetti che riguardano i ragazzi ed altri che riguardano anche i meno giovani, quindi gli anziani. Molta attenzione all'ambiente, alla rigenerazione urbana, ma anche all'innovazione tecnologica, e di questo io vado fiera. Quello per i giovani soprattutto. Soprattutto per i giovani, ma noi stiamo puntando moltissimo come amministrazione a rendere Catania, oltre che città italiana dei giovani, anche città italiana del digitale. Quindi a noi fa piacere che si punti molto sull'innovazione tecnologica. E sulla pulizia? Anche, come dicevo, ci sono anche dei progetti che riguardano la manutenzione urbana e anche l'ambiente. In alcuni casi si parla di installazione di vasi e piante, quindi anche al green, no? In qualche modo. Molto spesso si mettono i giovani al centro, quindi ad esempio c'è un progetto che si chiama I giovani protagonisti del futuro e già il titolo fa comprendere che ovviamente l'attenzione è proprio per le fasce giovanili. Puntiamo l'attenzione su alcuni di questi in modo particolare, vediamo così, l'aspetto culturale e quello turistico, perché mi pare che ci siano, diciamo, anche dei progetti che riguardano questo settore. Sì, Catania è una città che negli ultimi anni sta vivendo in grande parte di turismo e questo evidentemente è stato capito dai nostri concittadini e da coloro che hanno presentato questi progetti. Ci sono dei progetti che parlano proprio di museo a cielo aperto di Librino, quindi si cerca anche di valorizzare, appunto come dicevo prima, le periferie, non solo con le iniziative tradizionali, ma anche rendendo proprio anche le periferie proprio dei veri e propri musei. E poi ci sono anche dei corsi di alfabetizzazione digitale. Ci torno perché è un argomento che è molto importante. Cominciare con le basi. Esattamente, dico, noi notiamo che chiaramente chi è meno giovane di noi non ha una dimestichezza con gli smartphone, ma oggi tutto si fa tramite internet, tramite i nostri strumenti elettronici, e quindi è corretto che Ma c'è anche una particolare attenzione ai più piccoli, ai bambini, in alcuni quartieri anche della città, perché diciamo, all'antico corso c'è la connessione tra sport e rigenerazione sociale e anche attività ricreative proprio per i bambini. Queste sempre nei quartieri, diciamo, della nostra città, della città di Catania, per i bambini si supportano questi ragazzi in modo che possano trascorrere anche delle ore in allegria, stare insieme ai coetanei, in qualche modo cerca anche l'aggregazione. Sì, certo, ci sono corsi ricreativi, ci sono corsi appunto inclusivi per i bambini e c'è anche grande attenzione allo sport. Per esempio, per quello di cui parlava lei dell'antico corso si chiama 3 Gol, quindi si parla proprio di sport. 3 Gol per l'antico corso. Esattamente, sappiamo che lo sport è un momento di aggregazione fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi e quindi anche nei quartieri è corretto che ci siano degli spazi messi a disposizione. Ce n'è uno che mi attira particolarmente, quello delle fontanelle per Catania. Cioè, questo riguarda la manutenzione, no? Il fatto che magari molte fontanelle della città ormai sono rotte, alcune sono state dismesse, però insomma avere una fontanella a portata di mano, magari ogni tanto uno magari non sa dove prendere un po' d'acqua, la può senza sprecarla.
Esatto, l'acqua è un bene prezioso, lo sappiamo. Sì, è carino anche perché fa parte pure questo della nostra tradizione, no? Le classiche fontanelle di quartiere. Chiaramente il progetto, è importante specificare che i progetti poi non verranno realizzati e quindi messi in pratica da coloro i quali l'hanno proposti. I progetti poi vengono acquisiti dalla pubblica amministrazione ed è il comune che mediante l'ufficio preposto poi fa svolgere i lavori. Per esempio il progetto che ha vinto nel 2024 la democrazia partecipata, che era appunto il progetto sulla mobilità pedonale a Trappeto Sud, adesso è in questo momento in fase di realizzazione tramite il nostro ufficio lavori pubblici. Abbiamo approvato in giunta il progetto esecutivo, abbiamo approvato tutte le tabelle, insomma lo schema, anche il business plan di spesa, e adesso la nostra direzione dei lavori pubblici seguirà l'andamento, ma insomma con una gara ad evidenza pubblica. Ecco, non sono poi gli stessi privati che propongono, che chiaramente vanno è la pubblica amministrazione. È la pubblica amministrazione che lo realizza, ci tengo a precisarlo. Con le risorse che ha a disposizione. Sì. E risorse, mi pare di capire, quest'anno sono circa 200.000 euro? Come lo scorso anno, sono circa 200.000 euro. Quasi tutti i progetti sono abbastanza importanti, quindi prevedono la spesa dell'intero importo. Alcuni progetti sono un progetto, grosso modo, un singolo progetto quanto può costare? 30, 40.000, non lo so, 50.000 euro? No, i singoli progetti, da quello che noi vediamo rispetto appunto alle proposte presentate, sono quasi tutti di 190-180.000 euro, ce n'è solo uno che costa 110.000 euro, poi gli altri praticamente vanno a coprire quasi tutto l'intero importo. Però ripeto, sono fondi che non sarebbero stati destinati a nient'altro, perché è proprio una legge che impone che questo 2% venga utilizzato per questi scopi, quindi per la democrazia partecipata. Insomma, è uno strumento che va sfruttato, passatemi questo termine, e di cui va colta l'occasione, perché altrimenti molti di questi progetti non si potrebbero realizzare, perché magari l'amministrazione ha tanti altri problemi da affrontare, tanti altri diciamo, interventi e priorità. Su questi, adesso per questa nuova, nuova stagione sappiamo che c'è del tempo per votare, abbiamo detto fino a ottobre, se non fino al 7 ottobre, martedì 7 ottobre alle ore 23:59, quindi l'intera giornata di martedì 7 ottobre. Quindi, in questo caso ci rivolgiamo ai catanesi, perché abbiamo detto che il voto può essere espresso da chi risiede a Catania, comunque chi ha un'attività legale, che ha una sede legale sul territorio del comune di Catania, per poter votare uno dei progetti, e troveranno ovviamente, quando si entra sul portale del comune, ci sarà una sezione immagino dedicata, e là, mettendoci lo SPID oppure la carta diciamo, di identità elettronica, si può andare a fare la propria scelta, magari insomma, prima vedendo, leggendo con attenzione quali sono questi Sì, è molto progetti. semplice. Il dottore Ferraro, il capo di gabinetto, insieme a Nuccio Molino si sono occupati di questo, diciamo, di mettere insieme questa macchina, e per questo chiaramente li ringraziamo. È molto semplice votare, basta andare sul sito del comune di Catania, sulla sezione Catania Semplice, che è la sezione dove si possono esprimere appunto le preferenze. Ci sarà un click da pigiare dove c'è scritto vota il tuo progetto, e poi lì vengono fuori tutti i 12 progetti con la specifica e quindi la analisi dettagliata appunto del progetto stesso. E poi è molto accanto c'è anche il costo del singolo progetto? Sì, assolutamente, è tutto trasparente. Nella massima trasparenza, nella massima, diciamo, è tutto chiaro, così uno può scegliere anche come fare investire soldi destinati alla nostra comunità, a tutti noi, per far crescere anche la città. Prima di salutare, una cosa specifica su quello che è l'assessorato di competenza, mi rivolgo alle pari opportunità nella circostanza. Che cosa c'è in cantiere per le pari opportunità? Beh, intanto abbiamo tralasciato che anche all'interno dei 12 progetti c'è un progetto dedicato alle donne che si chiama Passeggiata delle Donne, quindi anche qui, come sempre, diciamo, ormai si è compreso che c'è una certa attenzione. E adesso ci si avvicina alla giornata del 25 novembre, quindi stiamo lavorando moltissimo soprattutto con gli istituti scolastici.
E anche l'amministrazione, ma questo verrò a raccontarvelo, anche l'amministrazione come ogni anno ha attivato i corsi per le donne sia diciamo, che sono in età più avanzata, corsi di Age Pride, corsi anche per le donne che non hanno un lavoro, e quindi per dare la possibilità loro di avere anche degli hobby, in qualche modo sono dei corsi totalmente gratuiti. Questo lo facciamo anche perché è giusto che la donna che ha più di 67 anni e quindi ha finito di lavorare, insomma ha un'età più avanzata, si senta ancora utile, quindi è molto bello vedere che le donne prima partecipano da corsiste e poi diventano a loro volta loro stesse degli insegnanti, quindi l'anno successivo tornano e ci dicono: posso essere adesso io a insegnare agli altri. Quindi evidentemente ha fatto centro l'iniziativa, evidentemente ha funzionato. Allora, è molto bello. Buon lavoro, grazie per essere stata con noi all'assessore Viviana Lombardo, assessore politiche giovanili e pari opportunità al Comune di Catania. Buon lavoro, ci ritroviamo poi magari per parlare di come sono andate le votazioni per la democrazia partecipata e per questo nuovo progetto chiaramente dell'assessorato di sua competenza. Grazie, una buona giornata, ci dobbiamo fermare, fra poco altri ospiti, intanto guardiamo le previsioni meteo per la giornata di oggi. Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio, ma anche un weekend e con clima caldo ed estivo, valori che diffusamente raggiungeranno i 30 gradi. Vediamo ora nel dettaglio la Sicilia. I cieli saranno sereni o al più velati, venti a tratti sostenuti sullo Ionio che infatti risulterà mosso, deboli a regime di brezza altrove, con mari infatti calmi o poco mossi. Le temperature massime, come dicevo, raggiungeranno i 28-30 gradi con clima ancora una volta estivo, valori ben oltre le medie stagionali. Giornata di sabato ancora una volta all'insegna del sole, i venti saranno in prevalenza deboli, con mari infatti che risulteranno calmi o poco mossi, e le temperature massime non subiranno particolari variazioni, con caldo ancora nelle ore centrali. Per maggiori dettagli ed approfondimenti restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Siamo tornati di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e adesso ci colleghiamo con la nostra Veronica Barberino. Buongiorno Veronica. Ciao, buongiorno. Ti vedo già in compagnia del nostro ospite di oggi, che è Federico Piccitto, che ci regalerà per alcuni minuti una fiaba. Ci riferiamo al suo libro che si intitola Il viaggio della principessa mia, ma è un libro, è una fiaba sì, che comunque parla di problemi di ogni giorno, però portati diciamo, in maniera semplice anche per essere diciamo, accolti dai più piccoli in qualche modo. Buongiorno intanto a te e ancora al tuo ospite di nuovo. Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno, grazie. Allora sì, siamo con Federico Piccitto e parliamo di questa favola Il viaggio della principessa mia, un viaggio, un rapimento, c'è dentro una principessa che si deve salvare da sola e riportarsi a casa. Questa favola è stata scritta appunto, come abbiamo detto, da Federico, che è un padre, per spiegare con delicatezza e anche fantasia che cosa significa condividere e vivere il diabete di tipo 1. Tutto nasce dalla diagnosi della malattia di tua figlia. Ci racconti un po'? Sì, esattamente. Questa idea del libro è nata alcuni mesi fa insieme alla mia compagna per nostra figlia, che ha avuto l'esordio del diabete tipo 1 3 anni e mezzo fa e che quest'anno inizia la prima elementare, quindi anche per noi era anche un momento di passaggio importante, perché si entra nella scuola dei grandi, ecco, rispetto alla scuola dell'infanzia. E quindi ci chiedevamo come potevamo rendere questo passaggio anche più semplice per lei, perché dovevamo spiegare ai compagnetti e agli insegnanti che cos'è il diabete tipo 1 e come gestirlo, e quale modo migliore se non quello di utilizzare il linguaggio della fiaba, della fantasia, dei personaggi, per poter spiegare ai bambini ma anche agli adulti che cos'è il diabete tipo 1. E quindi da lì è nata questa idea, abbiamo fatto questo testo e stiamo cercando di farlo conoscere il più possibile, per sensibilizzare sul tema, perché ancora oggi moltissima gente non conosce il diabete tipo 1, lo confonde spesso col diabete di tipo 2, che è quello normalmente
più diffuso per gli adulti e purtroppo tra l'altro l'incidenza di questa malattia sta aumentando e quindi bisogna fare assolutamente opera di sensibilizzazione e di conoscenza. Ecco, spieghiamo il diabete 1 magari per chi ancora non lo conosce. Sì, il diabete 1 è una malattia autoimmune, nel senso che l'organismo distrugge perché non le riconosce più come sue le cellule del pancreas che producono insulina e quindi l'organismo non riesce a metabolizzare lo zucchero, il glucosio, che rimane intrappolato nel sangue e quindi produce dei valori di glicemia elevati che a lungo andare possono creare chiaramente dei problemi, possono portare nei casi più gravi a chetoacidosi e a coma diabetico. Quindi soprattutto questo avviene negli esordi, cioè quando improvvisamente il bambino sta male e i genitori non si rendono conto di cosa sta succedendo, il bambino va subito ricoverato e trattato con insulina. Quindi non c'è una cura per il diabete tipo 1, c'è una via che è quella appunto dell'insulina quotidiana per i pasti e anche diciamo l'insulina basale che viene fatta, ma oggi fortunatamente con i sensori che misurano la glicemia addosso indossati, con i microinfusori si riesce a fare una gestione ottimale, perché la cosa importante è cercare di mantenere il valore della glicemia il più tempo possibile all'interno del range diciamo normale tra 70 e 180 Veronica, Sì, chiedo scusa, sì. con il tuo ospite, all'ospite devo dire, ma come si fa? La sua bambina era particolarmente piccola, quindi serve un'attenzione particolare per poi capire che c'è questo problema. Come fa un genitore di fronte a questo problema ad accorgersi? Deve fare degli esami? Ci sono dei comportamenti particolari? Si avverte qualche cosa? Come si arriva poi alla diagnosi? Ci sono dei sintomi che vanno riconosciuti e che è utile che tutti conoscono. Noi ce ne siamo accorti perché la bambina faceva molta pipì, aveva il pannolino spesso pieno e quindi questa cosa un po' ci ha allarmato. Poi abbiamo fatto una normale analisi delle urine e si è visto che nelle urine c'era zucchero, e quindi perché quando i livelli di zucchero sono così elevati nel sangue, l'organismo cerca di disfarsene attraverso le urine. Quindi alcuni sintomi come la necessità di bere spesso, la necessità di andare in bagno spesso, una stanchezza diciamo anche abbastanza strana, sono dei sintomi che devono essere dei campanelli d'allarme per poter capire se il bambino ha già il diabete e se non trattato, come dicevo all'inizio, può portare a conseguenze anche molto pericolose, perché si può anche andare in coma. Quindi questi sono dei sintomi a cui bisogna fare particolarmente attenzione, e questo libro vuole anche essere un modo per, come dire, sensibilizzare i genitori e gli insegnanti a scuola ad avere un'attenzione su questo. Ecco, ovviamente questa diagnosi stravolge un po' l'equilibrio in famiglia e sia a parte anche ai genitori, come gestire, come dicevi tu, il bambino che il bambino stesso. Ma concretamente cosa avviene all'interno della famiglia, come si vive quotidianamente? Sì, allora è sicuramente una tempesta quello che arriva, anche perché in quasi tutti i casi, in quasi tutte le famiglie in cui c'è un caso di diabete tipo 1 non c'è mai una familiarità o altri casi simili, per cui è sempre un fulmine a ciel sereno, qualcosa a cui non si è totalmente preparati. Stravolge la vita della famiglia perché bisogna gestire questa glicemia è fuori controllo fondamentalmente, quindi bisogna continuamente controllarla, quindi noi ci sostituiamo di fatto alle funzioni del pancreas, no? Quindi siamo noi il pancreas della bambina, perché gestiamo i valori di glicemia alta o di glicemia bassa, perché trattandosi con insulina può anche succedere che la glicemia vada troppo bassa e quindi bisogna intervenire con lo zucchero, quindi sfatiamo anche un mito che chi ha il diabete tipo 1 non può assumere zuccheri, assolutamente non è così, anzi ne ha bisogno proprio perché fa insulina, e quindi come vi dicevo c'è uno sconvolgimento della vita di tutta la famiglia, perché bisogna adeguare gli orari, i tempi, bisogna calcolare l'insulina che bisogna fare per poter fare il pasto, quindi non è possibile per chi ha diabete tipo 1 mangiare qualunque cosa in qualunque momento con serenità e con libertà. Ogni cosa deve essere valutata, anche l'attività fisica
c'è una bella immagine che descrive questo, ed è come vivere la propria vita tenendo in mano un palloncino che galleggia, no? E che bisogna continuamente far andare su e giù. Ecco, la glicemia va trattata in questa maniera, è una gestione come quella di un palloncino. Immaginate di fare tutte le vostre attività con un palloncino in mano che va fatto salire su e giù, non troppo in alto per evitare iperglicemia e non troppo basso per evitare ipoglicemia. Federico, ti chiedo scusa, Veronica, ti chiedo scusa, il libro ha anche una finalità diciamo di solidarietà, perché grazie ai proventi in qualche modo ci sarà anche una produzione di un prodotto audiovisivo che servirà per diffondere e informare nelle scuole soprattutto su questa malattia, su questa patologia. Sì, assolutamente. I proventi del libro servono a diffondere il libro stesso e quindi in tutti i modi possibili. Quello dello strumento audiovisivo, cioè del cartone, è un'idea che abbiamo avuto insieme a Giovannella proprio per poter diffondere ulteriormente. La fiaba si presta molto a essere tradotta nella versione a cartone animato, e quindi l'idea era anche questa, di poter utilizzare anche questo canale. Quindi tutto quello che viene fuori dagli introiti di queste vendite servono per diffondere e creare altri prodotti che serviranno sempre per sensibilizzare e far conoscere il diabete tipo 1. Diciamo che all'interno è illustrato, ci sono delle bellissime illustrazioni a cura di Bruna Fornaro, che è un'illustratrice molto brava ragusana, e c'è una parte anche da colorare per i bambini, quindi diventa pure divertente. E ricordiamo che quest'anno è l'anno della prevenzione per quanto riguarda il diabete 1, giusto? Sì, per fortuna diciamo in Italia l'Italia è uno dei pochi paesi che si è dotato di una legge per lo screening precoce del diabete e della celiachia, la legge 130 del 2023, è una legge che prevede uno screening nazionale, quindi tutta la popolazione dai 2 anni ai 17 anni. È stato già fatto un primo passaggio nel pilota, diciamo, in 5 regioni per verificare e mettere a punto tutta la macchina organizzativa, quindi hanno coinvolto le scuole, i pediatri di libera scelta, quindi chiaramente è un'organizzazione importante. Si aspettano i decreti attuativi, si spera entro la fine dell'anno, in modo da poter fare prevenzione, quindi perché è importante non arrivare a riconoscere quei sintomi di cui vi dicevo prima, perché in quel caso la malattia è già conclamata. C'è la possibilità, attraverso un prelievo capillare con un'analisi di autoanticorpi sostanzialmente, di poter capire se si sta sviluppando la malattia, perché il nostro corpo, l'esordio del diabete è qualcosa di imprevedibile, però la malattia in realtà inizia già prima. Il nostro corpo inizia a distruggere lentamente, progressivamente le cellule del pancreas, quindi è possibile riconoscere questo processo in anticipo, capire che sta avvenendo e intervenire. Intanto intervenire significa prendere in gestione e in cura quel bambino, quella bambina, ed evitare l'esordio drammatico in chetoacidosi anche per lei e per la famiglia. Ma oggi c'è anche la possibilità di utilizzare un farmaco che permette di rallentare questa evoluzione della malattia, un farmaco ancora in fase sperimentale, che però anche in Italia viene utilizzato in alcuni centri su specifiche richieste, e quindi anche questo credo che sia uno strumento importante per i bambini e per le famiglie. Grazie Veronica, ci dobbiamo fermare, grazie a voi, siamo veramente oltre il tempo massimo, però davvero un piacere aver avuto con noi Federico Piccitto. Abbiamo parlato di questa bella fiaba che può comunque servire per aiutare tante famiglie e tanti bambini ad affrontare quello che è un problema serio, quello del diabete di tipo 1. Grazie a Veronica Barbarino, grazie a Federico Piccitto, una buona giornata. Grazie. Una brevissima sosta e poi parleremo di automobilismo. Rieccoci insieme, adesso come detto, come anticipato, parliamo di automobilismo e lo facciamo con Giuseppe Nicolosi. Buongiorno Giuseppe. Direttore, buongiorno Sicilia. Allora io, vederti qui è un po' strano, no? Perché tu sei sempre abituato a stare dentro un abitacolo,
con tutta la strumentazione davanti, con la velocità, e che cosa si prova? Intanto la cosa che un normale, io sono un utente normale dell'automobile, utilizzo la macchina, ma faccio chiaramente strade cittadine, posso andare in autostrada, in pista non ci sono mai andato per fare determinate cose. Adrenalina pura, emozione e senza paura, per cui quindi lo fai con una disinvoltura che diventa una cosa normale, però l'adrenalina c'è sempre a 1000. Sì. E concentrazione massima. Quello sì, massima concentrazione, che è la cosa più difficile, a maggior ragione quando c'è molto caldo in macchina o quando piove. Quando piove è veramente... Le condizioni sono diverse. Veramente dura, sì. Ma quando si è in pista, che cosa si guarda soprattutto? Cioè l'attenzione... Sempre la prossima curva. Quindi tu sei proiettato già, mentre stai facendo una curva, già pensi all'altra. Devi guardare l'altra, sì. Un'altra domanda... Questa è facile come domanda, perché... Un'altra cosa che mi incuriosisce parecchio, perché poi parliamo di quello che è successo al Mugello. Con piacere. Il rapporto con l'equipaggio, perché nella vostra categoria, nella vostra competizione, c'è un equipaggio. Sì, essendo gare di durata c'è un equipaggio composto da 3 piloti, 2 ingegneri e circa una decina di meccanici. Diciamo, il team deve essere comunque, così come avviene in tutte le altre gare di moto o comunque dove sono i motori. Il team deve essere una famiglia, e le dico che non è sempre così. Quest'anno mi sono veramente ritrovato in un team che è diventato famiglia. Allora, non che gli altri non lo siano stato, ma questo. Però possiamo ricordare che c'era insieme a te in questo team, che Davide Di Benedetto. Sì. C'era Davide Di Benedetto, anche lui siciliano, palermitano. Oggi non è potuto essere qui perché a fare un altro viaggio. Stiamo vedendo delle foto al momento della premiazione. Sì, questa è la premiazione che avevamo saputo da un minuto facendo gli ultimi conti che eravamo campioni italiani. E c'è Gianluca Carboni, giusto anche? Sì, Gianluca Carboni, anche lui amico mio viterbese. E nella foto precedente c'erano anche i 2, perché abbiamo un team con 2 team principal, non con uno, Isabel Maserati e Andrea Palma, che ha un curriculum spaventoso, nonché collaudatore di Pagani Automobili. Allora, diciamo subito che la gara non si era messa benissimo, nel senso che c'era stata una qualifica sfuggita. Non abbiamo fatto la pole position per un decimo. È proprio una beffa. Sì, non abbiamo fatto la pole position per un decimo, però già sin dalle prove libere abbiamo avuto degli ottimi feedback con la macchina. È stata una stagione bellissima e iper sofferta, perché è iniziata con un incidente a Misano. A Monza è iniziato un incidente a Misano, ma siamo riusciti a chiudere, eravamo primi, Stiamo vedendo delle bellissime foto. Questa è la vostra auto, che è una Porsche, se non dico male, giusto? Sì. Porsche 911 GT3 Cup. La categoria in cui gareggiate è una categoria particolare. Cup si chiama proprio così. Perché? Da che cosa viene? Allora, il GT italiano è formato da 2 categorie. La GT3, la classe regina, con le macchine più estreme, che poi la macchina è quella, hanno più aerodinamica, per cui hanno una percorrenza in curva più veloce. Sono più basse? No, l'altezza è quella, hanno proprio un'aerodinamica diversa, hanno più downforce, per cui stanno più schiacciate, hanno più carico, hanno un maggiore carico. Hanno più carico aerodinamico, sì. E poi la Cup. La cosa che mi incuriosisce, vedendo le note che mi hanno passato dalla redazione, siete stati in testa per 100 minuti. No. Come funziona? È errata questa cosa. Cioè, siamo stati davanti per 100 minuti. In testa per 143 minuti. Allora dobbiamo tirare le orecchie a Edoardo Sergi. Dovevamo stare, per vincere questo campionato e prendere il bonus di 12 punti, dovevamo stare almeno 100 minuti. Quindi voi siete andati oltre, quindi siamo 143 minuti. 143 minuti in testa alla gara. Hai un'altra curiosità che mi viene: come si prepara la macchina prima di andare in pista? Cioè, così come avviene nella Formula 1, sappiamo che c'è il pilota che chiaramente il pilota che dà le indicazioni agli ingegneri. Lì ce n'è qualcuno in più ingegnere. Sicuramente. Ci pensiamo in un'altra vita. Io già sono felice di essere arrivato. Però è chiaro che la macchina, quando uno va in pista, sente. La macchina la preparano i meccanici del team sotto indicazione dell'ingegnere.
e l'ingegnere prepara la macchina sotto indicazione dei piloti, per cui noi diamo le indicazioni all'ingegnere, però alla fine è lui che decide lui. E quest'anno devo queste dire indicazioni che scaturiscono da che cosa? C'è una telemetria? Certo, quindi voglio dire, c'è sono la dei telemetria in parametri per cui macchina, si guardano le telemetrie, si guardano i video e l'ingegnere deve essere bravo ad adattare la macchina per tutti e tre i piloti. Perché quando chiaramente paradossalmente in Formula 1 è più facile. C'è un solo pilota. Parli con un pilota e tu ingegnere fai l'assetto per un unico pilota. Lì dobbiamo essere tre ad andare forte con la stessa macchina. Ma che cosa succede quando magari un parametro si adatta di più a uno e meno all'altro? Perché che l'altro è più lento. Che l'altro è più lento e questo è il minore dei danni. Può essere anche che l'altro proprio non riesce a guidarla e poi fai qualche errore, vai in ghiaia, fai un testacoda, sbatti, per cui la macchina deve essere perfetta per tutti e tre. La velocità media su un giro quant'è? La velocità media gliela dico senza problemi, però paradossalmente è il valore che conta meno in una macchina da corsa. Una volta le macchine da corsa neanche avevano l'indicatore della velocità, ma solo il contagiri e la percorrenza in curva. Comunque la pista più veloce del nostro campionato, che poi è il tempio della velocità, che è Monza, si raggiungono se non erro i 293-294 km/h, ma non è quello, è che freni fai da 290 km/h a 60 km/h, che è la prima variante di Monza, in 100 metri, e là non è quanto fai. La differenza sta là, quando esci dalla curva puoi tornare di nuovo a quella che era la velocità precedente. Sì. Allora, prima di salutarci, perché il nostro tempo è davvero tirato. Adesso avete vinto questo bellissimo premio, avete trionfato. Sì, abbiamo vinto il campionato, che io lo inseguivo da 9 anni. Prima volta anche per Carboni, seconda volta per Di Benedetto, che già l'ha vinto con Audi nel 2016. Ma quando finisce una stagione uno stacca la spina oppure già si tuffa e incomincia a pensare a quello che sarà la prossima? No, la spina non la stacchi mai, già stiamo lavorando per l'anno prossimo, forse a breve ci sarà una novità, dovremmo fare una gara entro l'anno, però ancora non c'è nero su bianco, per cui... Comunque... Però per l'anno prossimo stiamo lavorando. Sarà sempre lo stesso team, la stessa squadra? Ci stiamo provando, vorremmo continuare con lo stesso team e lo stesso equipaggio, però ancora è prematuro. Il Mugello, se io dico questa cosa qua, quando uno pensa al Mugello, tu ci sei stato, ma prima di entrare in quella pista... Quella è una pista che ha fatto la storia anche con la MotoGP, no? Sì, è una pista bella, velocissima, ma nello stesso tempo difficile. È indubbiamente la pista più difficile, più rognosa nel senso buono della parola che abbiamo in Italia. Una curiosità stavolta personale: passare da una Porsche sulla pista alla vita di tutti i giorni, che cosa si guida in strada? Sempre una Porsche, perché io lavoro per Porsche, per cui... Allora si cambia poco, no? Si cambia poco, sì. Benissimo. Però in strada si va piano e bisogna stare molto più attenti della pista. Mi fa più paura la strada che la pista. Vabbè, in pista ci si comporta da professionisti e quindi si rispettano delle regole. Sulla strada non si è, diciamo, assieme a dei professionisti, ma sulla strada si incontrano anche delle persone che guidano la macchina sicuramente, ma non sono dei professionisti e quindi possono avere anche delle distrazioni, possono avere altre cause che portano poi, sappiamo, anche a conseguenze spesso purtroppo nefaste. Grazie comunque per essere stato con noi stamattina, Giuseppe Nicolosi, che ci ha raccontato delle cose bellissime sulla sua esperienza, su quella che è la pista del Mugello, sui programmi e sui progetti. Ci vediamo l'anno prossimo magari per parlare di come è andata la nuova stagione. Speriamo con un altro campionato vinto. Ma io me lo auguro, in bocca al lupo davvero. Grazie. Grazie, allora noi ci fermiamo perché adesso andiamo a vedere l'oroscopo di oggi. Restate con noi a Buongiorno Sicilia. Buon venerdì ai 12. Oggi le signore dello zodiaco, la Luna e Venere, si stringono in un abbraccio reclamando un pochino di tregua per gli affetti e una maggiore attenzione per le dinamiche di coppia. Vediamo come se la cavano i 12 dello zodiaco. Ariete, per voi Luna e Venere sono di trigono e sono assolutamente forti e concentrati nella direzione di far funzionare le cose. Tutto un reticolato planetario oggi collabora con l'avanzamento
rispetto dei vostri desideri, progetti e obiettivi, un ariete felice come non si vedeva da tempo. Toro, Luna e Venere vi sottopongono una prova oggi, una prova di fiducia, una prova di coraggio. Se è vero che vi fidate, allora oggi dovete andare fino in fondo. Gemelli, la quadratura Luna congiunta a Venere dalla fine del Leone tende un po' a rendere elettrico il vostro Urano. Volete delle risposte, delle conferme, volete comunque che il partner dichiari immediatamente qual è la sua progettualità. Non sempre sarà possibile, ma voi proprio non riuscite a non avere le smanie di un'attesa che proprio non volete sopportare. Cancro, per voi oggi la giornata prevede un ritrovato accordo tra Giove e Mercurio. Questo nello zodiaco significa sintesi, chiarimento di idee, semplificazione dei pensieri. Quindi oggi, dopo tanto tempo, tornerete a dialogare in una maniera serena, fluida, efficace ed avere anche l'idea giusta. Leone, protagonisti dello zodiaco in questa giornata che vede questo abbraccio delle signore dello zodiaco, la Luna e Venere saranno congiunte nel vostro segno zodiacale. Tutto è possibile in amore e in famiglia in senso positivo. Vergine, la vostra giornata oggi è una giornata fortemente emotiva, continuano i dubbi in amore, ma basta semplicemente riacquistare il dono della parola con Mercurio che finalmente è saltato in bilancia e che vi lascia lo spazio adatto per parlare di tutto quello che volete. Un Vergine, da ora in poi siete anche un po' più liberi. Bilancia, Mercurio è entrato nei vostri gradi e propone una nuova diplomazia, una nuova dialettica, ma si oppone a Saturno e a Nettuno. Si devono eliminare un paio di cose che proprio non digerite più. Avendo scoperto qual è il difetto di sistema, non esitate, non pensateci due volte ad eliminare il problema. Scorpione, per voi i pianeti si fanno un po' più misteriosi, un po' più sobillanti. Marte si avvicina sempre di più e Mercurio arriva nell'area della vostra 12ª casa ideale, rendendovi più intuitivi, anche un po' sospettosi. La Luna e Venere oggi non sono amiche, ma da domani promettono di aprire un dialogo nuovo. Sagittario, per voi oggi l'abbraccio di Luna e Venere sarà fondamentale per ricostituire la vostra certezza e sicurezza in amore. Siete i più fortunati dello zodiaco per quello che riguarda la dinamica di coppia e un po' di fortuna anche economica. Capricorno, per voi oggi Giove sobilla una serie di pianeti che sembrano chiedere di più. Marte comincia a diventare sempre meno un problema, solo Mercurio vi tradisce perché salta in bilancia e tende un po' a farvi perdere diplomazia, quindi tentate di non essere troppo plastici con le parole. Acquario, Mercurio in bilancia dà dei trigoni meravigliosi e finalmente tornate ad avvalervi di uno dei vostri pianeti preferiti, tornate a dialogare, a essere diplomatici. Luna e Venere, sono in opposizione, ma solo per quelli di terza decade che vedranno un po' una revisione, un approfondimento dei loro sentimenti. Pesci, la vostra giornata oggi prevede la fine dell'opposizione di Mercurio, la fine diretta, anche se Saturno e Nettuno ancora hanno qualche dubbio da chiarire, ma quantomeno le belligeranze aperte avranno finalmente termine. E allora, prima di tornare ai quotidiani con Luca Ciliberti, adesso vediamo il week padre del pop in Italia. Tra le date annunciate, nuovo appuntamento in Sicilia il 20 settembre con il concerto a Centuripe nell'Ennese, in Piazza Duomo a ingresso gratuito e con inizio alle 21:30. Il 20 e il 21 settembre il comune di Aci Castello e la Proloco di Aci Trezza, Aci Castello, Riviera dei Ciclopi organizzano A Tavola con i Malavoglia, evento che promuove e fa conoscere i prodotti agricoli e agroalimentari e silvicolturali legati al territorio, valorizzando identità, storia e cultura siciliana. Il pittoresco borgo marinaro di Sant'Elia, frazione del comune di Santa Flavia, nei giorni 19 e 20 settembre ospita la seconda Sagra del Pesce Azzurro e si trasforma in un grande ristorante a cielo aperto. E anche per questo fine settimana è tutto.
vi auguriamo un buon weekend. Davvero tanti gli appuntamenti del fine settimana, adesso torniamo ai quotidiani con Luca Ciliberti. Allora, qualche curiosità in chiusura. Allora, partiamo dal Corriere della Sera. Questa è una notizia, diciamo, che troviamo anche nelle prime pagine. Brigitte Macron, la moglie di Emmanuel Macron, porterà le prove in tribunale per dimostrare che è donna, quindi le accuse, diciamo, di genere sono arrivate pure a lei. Insomma, ormai è da anni che dicono che, insomma, le maldicenze dicono che non sia donna, quindi lei, profondamente turbata, giustamente fa causa negli Stati Uniti, quindi Brigitte Macron. Questa è una prima curiosità. Poi, attenzione, sempre legata alle questioni di genere, vi facciamo vedere anche questa notizia che farà discutere, anzi che sta già facendo discutere. Siamo in Abruzzo. Cerco un parrucchiere gay e non mi vergogno. Questo è l'annuncio di un parrucchiere che ha poi cancellato per le polemiche, perché dice: sono più bravi di noi etero, non è sessismo. Quindi, insomma, vedete come si accendono anche le questioni su questi temi. E quindi questo è successo a Montesilvano, siamo in provincia di Pescara, in Abruzzo. E poi la notizia, abbiamo parlato oggi di tecnologia, di intelligenza artificiale. Meta lancia l'occhiale con il display, si comanda con i gesti della mano, realizzato in collaborazione con Exilus, e dice Zuckerberg, il fondatore di Facebook, di Meta, dice potenzierà l'intelligenza. E chissà se è vero, insomma, cammineremo tutti con questi occhiali col display. Grazie Luca, noi ci fermiamo qui per questo venerdì e finisce qui la prima settimana del nuovo corso, della nuova stagione di Buongiorno Sicilia. L'appuntamento a lunedì. A tutti voi l'augurio chiaramente di un buon weekend. A tutti ancora una buona giornata.